Allora, lei si chiama Morelli? Buonasera amici dell'edicola, siamo a Gioiosa Marina per la partita Sensation Toto Sport di Pizzo. Qui con me Celestino Rossi al commento tecnico. Buonasera a tutti. Gabriele questa sera solo regia, non ha il microfono purtroppo. A qualche istante dall'inizio della partita. Primo arbitro Sparta Claudio e Morelli Giulia secondo. Due capitani a colloquio con l'arbitro. Il servizio alla Sensation, questo lo possiamo già dire. C'è un piccolo intoppo, probabilmente legato a o una comunicazione della formazione o di qualche irregolarità in panchina della Sensation, ma hanno risolto. Rivete in battuta la palleggiatrice della Sensation. Ehi, Non vediamo. che stavamo dicendo, riprendiamo dove avevamo lasciato, in battuta per la Sensation Marica Gitti, la palleggiatrice. Quindi +1 per la Sensation. La ricezione del libero e l'attacco di Sorrenti e il contrattacco di Terquai in questo momento per la Sensation. La vecchia ancora per Sorrenti, abbiamo una palla Pallonetto. corta, il libero Delia e Marica Gitti per sua sorella, per la sorella in questione che è Camilla Gitti, che realizza il primo punto per la Sensation. Un'ottima rigiocata da parte della Sensation, un po' meno forse in questo frangente della difesa della Todo. Quindi ancora Marica Gitti al servizio. Non perfetta ricezione, ma la vecchia ancora per Sorrenti. Eh, E allora la Sensation si sta lamentando perché no, e la Sensation ha ragione. La palla era fuori in linea d'aria, quindi aveva sì, oltrepassato la stina che era stata delimita il chiamata campo. dal secondo arbitro, ma Sì, il primo non non aveva se n'era accorto. ravvisato. Sì.
Allora lo spavento delle gioiosane in questo frangente, ma queste cose possono capitare. Ancora i Corta. Gitti, palla corta. Ecco un Bene bello il muro. attacco, sì, il muro della Tarquai che ha smorzato e la palla a Camilla Gitti. Bene il libero Dodaro, contrattacco, una palla lenta, ancora Marica Gitti per Salvatore. Ottima Non difesa tocca. direi, sì, non toccano. Salvatore ricezione, la palla per l'opposto Tarquai, difendono bene. Il libero Todaro rimette dall'altra parte per Esposito, Gitti. Tocca. Sì, qui C'è c'è invasione al l'invasione. muro. Sì, c'è l'invasione ravvisata dal primo arbitro. La palleggiatrice Che è imbattuta uno dei due martelli, si tratta di Dodaro per la Todo, non vedo il numero. credo sia 4. Eh, Ace sporco su Giorgia Esposito. numero 4 a me risulta Sorrenti. È No, giusto? no, 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 no. No. Si tratta di Dodaro, Vanessa Dodaro. Ah. Sorrenti è... No, hai ragione. Scusami, hai ragione. Ho un clamoroso svarione. È Sorrenti, sì, è Sorrenti. È Sorrenti. Che bella difesa comunque della Sensation, alzata del libero per Terquai Bene. con una smorzata chiamerei perché non è veramente Sì, un attacco non di era. forza, riesce a mettere la palla a Palla terra. piazzata. Sì, è una piazzata, una bella piazzata dovremmo dire. Terquai che noi abbiamo scritto prima Sì. così come si legge perché non Perché sappiamo com'è scritto. è difficoltoso da scrivere ma molto più facile da pronunciare. Comunque Camilla Gitti in battuta, sì. Tesa. Doppia. Buona. Esposito. Sì, Esposito. Aveva difeso bene prima Napolitano per la Todo ma non si è concretizzato niente. Quindi ancora Camilla Gitti in battuta. Le due Gitti sono sorelle? Sì. Gitti Marica palleggiatrice, Gitti Camilla schiacciatrice. Tesa di nuovo. Bene no, non bene Napolitano, la vecchia riesce ad alzare, ancora Napolitano, un pallonetto, Marica Gitti per Esposito, tiene Tocco il del muro. muro. Sì, la vecchia per... Ragazze. Sì, per la solita Sorrenti. Credo che abbia in questo inizio una percentuale di attacco a livello numerico molto alta in quanto la palleggiatrice l'ha servita quasi sempre. Credo su Abbiamo 8 palloni ne ha alzati 6. l'angolino Sì, l'angolino. coperto da una signora purtroppo. Sì, in camera mi dice Gabriele, si vede che Sì. ovviamente E più in alto l'importante è noi quello, che possono vedere diciamo, da casa. un quarto di campo non lo vediamo. Terquai, Tocca? Non tocca ragazzi. la vecchia rimette, Camilla Gitti, appoggia per l'altra Gitti. Primo tempo bene per Sì, Salvatore. un bel primo tempo di Salvatore. Tra le altre cose è mancina Martina, perciò è ancora un attimino difficoltoso. Murarla. Sì, è difficoltoso. Questa... Ed è la stessa, sì, è lei che va in battuta. stessa Salvatore Martina Salvatore. Martina. Napolitano, la vecchia, niente, una slash per Scaccino, piuttosto facile per lei, anche perché la statura è un po' altina. La statura è notevole. Ha fatto uno schiaccino. E infatti a questo punto vedi, la battuta nasce spontanea. Di nuovo. Un altro slash, questa Sì, volta per questa Esposito volta. che non chiude, la vecchia. Bene il muro. Per Dodaro. E Gitti per Terquai che chiude. Ottimo. Che chiude. L'opposto della Sensation. Vi ricordo a tutti che è una squadra praticamente nuova questa della Sensation quest'anno. Quindi ci sta un momento di rodaggio, un periodo magari un pochino più difficoltoso. Le prime partite sono arrivate 2 sconfitte, ma con
due ottime formazioni, direi io. Poi Martina Salvatore al servizio, Dodaro ricezione, la vecchia per l'altra Dodaro, buona la difesa di Giorgio Esposito, non chiude Scaccino, il muro puntuale diciamo della tentamania, che in questa circostanza è stata precisa nel chiudere su Scaccino. Servizio per la Todo. Numero 5 mi sembra, Mania. Allora, sempre Mania. Numeri più grandi ci vogliono. Sì. In, ragazze. Ottimo lace di Mania. La battuta Sì, leggono male. Sì, un salto float. Camilla Gitti ed Esposito. Esposito, sì. Responsabilità più di Esposito in questo caso, perché è proprio Longolina che cade la palla. Ancora Mania. Sempre salto float. Questa volta è out. Sì, viene battezzata fuori da Camilla Gitti, che ha ragione, la palla è fuori. Quindi la Terquai in battuta. Non passa. Non passa. 8-6 il punteggio in questo momento a favore della Sensation. La vecchia imbattuta alla palleggiatrice della Toto. Da terra, ricezione di Camilla Gitti. Ottimo secondo tocco di Marica Gitti, che non ha fretta di chiudere il punto e ci riesce. Buon per lei. Forse disattenta in la difesa della Toto. È scattata in ritardo, era in sì. contropiede, stava indietreggiando. Ogni tanto rubiamo qualche termine al calcio che non guasta mai da adattare alla pal volley. Lo faranno anche loro, lo so per certo, quindi va bene così. Esposito al servizio, sì. lunga di nuovo e Gitti sì. ne approfitta subito. Altro slash, sì. La direzione di Dodaro non era buona, la palla era praticamente passante, ne ha approfittato subito Gitti. Sempre sul libero, no, si intercetta questa volta. Napolitano per il centrale. Mani out di Gitti, servita da Gitti. Di nuovo Napolitano, troppo lunga, 4-5, qui l'ha toccato? C'era un fallo, ma non è stato ravvisato dall'arbitro. 2. Questa volta invece arriva il fallo. Questa è doppia. Sì. È fischiato doppia. Secondo me si è un po' nel rifatto dell'azione precedente. Non sappiamo perché non hanno protestato, quindi noi siamo impallati dall'arbitro. Sì. Tanto c'è un time out per la Toto. TT. Il duo Iorlaro Torchi hanno richiamato le ragazze per cercare di rivedere qualcosina in vantaggio del doppio delle lunghezze in questo momento. Sì. Sempre Esposito al servizio dopo l'interruzione.
Bene l'attacco di Sorrenti, anche lei mancina, un bel diagonale. Todo in battuta. Todaro con la D, troppo forte. Con Sorrenti e la palleggiatrice a ricevere, il libero Delia che alza per Terquai. No, è out. È in. Anche Anche il Mr. coach Corker dice che è sì. buona. Siamo autorizzati allora a fidarci, anche perché era molto vicino in quella porzione di campo, perciò sicuramente ha visto meglio di noi. Quindi Scaccino, la centrale, in battuta. Esposito. Camilla Gitti per il Marica primo ma tempo. tira dritto, non c'è tocco. No, non c'è alcun tocco. Martina Salvatore tira fuori questo primo tempo. La gamba al servizio. Sì. È out. È out. Lunga questa palla. Sì, molto lunga. Cercava la profondità e purtroppo il colpo non è riuscito. +1 per la Sensation. Sì. Con Marica Gitti al servizio, alla palleggiatrice. È out anche questa. Anche lei out. Forse è Sorrenti al servizio, Sì, numero 4. sì. La numero? Giubergia. Sì, il cambio è entrata Giubergia in questo momento. Elisa Giubergia. Allora, bene la slash di Mania. Direi ottimo. Regala il 10° punto alla Todo. Era uscita Scaccino per la subentrata Giubergia. Le ricezioni di Terquai, prova a tenere Marica Gitti, non ce la fa e scappa, va via la palla a Terquai che attacca di poco fuori. 11° punto per la Todo, in battuta ancora credo Numero 4. Sorrenti. Bene. Out. Sembra la lotteria dei servizi fuori questa che abbiamo visto. Quindi va Camilla Gitti in battuta. Ecco. Ecco, rientra. Ah no, era Esposito che era stata sostituita, non me ne sono accorto, e che rientra in questo momento in campo. Quindi Giubergia era entrata su Esposito. Hanno chiuso il cambio, non potranno più farlo. La vecchia per Napolitano, che mette la palla a terra a posto 6, lunghissima, quasi alla linea, di buona fattura direi, che comunque il muro era schierato, quindi ottimo. Sì, Napolitano sta facendo delle belle giocate. Sì, dovessimo dire un po' di numeri dovremmo sicuramente menzionarla, perché l'efficienza è altissima in questo momento. Delia, Gitti, Esposito. Bene. Non riesce a difendere Napolitano.
che si era prodigata da posto 6 ma non ce la fa. Altra Entra, sostituzione, quindi esce si esce di Martino nuovo Salvatore, Martino entra Salvatore, entra la numero 17. Alessia Mant, è una specialista del servizio. Alessia Mant viene utilizzata spesso in queste circostanze ed è anche molto brava in difesa, quindi eventualmente puoi approfittare di questa cosa avendola in campo. Lei serve salto flotto. Dodaro, la Primo vecchia tempo, per Mania, Mania Murata. viene Murata, la vecchia ancora, Napolitano per Dodaro, ricezione di Esposito, Gitti per ancora Esposito, non riesce a chiudere, Sorrenti, la vecchia, ancora Dodaro, Out. se non c'è tocco e credo che non ci sia, e se non l'hai visto neanche tu, No. e l'arbitro ci conferma che abbiamo visto bene. Abbiamo il replay. Lo vedi tutto il campo? Ancora Alessia Mant, Sorrenti, difesa di Amante, Gitti, Bene. bella questo schema, una palla in accelerazione dal centro, Scaccino. Scaccino, sì, porta il punteggio Secondo al 18. time out Sì. chiamato. Lui è mister E Torchia. sì. Ancora Amante in battuta per la Sensation, rientrano in campo, Tesa su Dodaro. sì, prova la vecchia, Tentativo di palla spinta sì, di Dodaro, probabilmente la sorella. era difficoltoso, Sì. era difficoltoso, ci ha provato e ci ha anche provato bene secondo me, però C'era già buona guardia. sì, perché la palla era praticamente passante. Ancora Amante al servizio, Dodaro, la vecchia e l'altra Dodaro, Amante difende e Scaccino riesce a rimettere da quella parte, Napolitano per la vecchia, Sorrenti difende la palleggiatrice, Scaccino che alza per Terquai, Buona. Buca il muro. sì, non ce la fanno Mania e Dodaro a tenere questo muro, passa Terquai, in gergo diciamo sfonda il muro, la palla forse non era così forte ma comunque efficace. Nel frattempo l'ennesima battuta di Amante, Sì, è una bella serie. se l'è cavata piuttosto bene Alessia, È lunga lei. questa volta è lungo, ma credo che non si possa lamentare, No. né tantomeno il mister si può lamentare di questa Infatti cosa, rimane. sì, Rimane ora sì, la lascia in campo. difesa. Sì, la tiene Ricezione e comunque, difesa. sì. Mentre qui Ricezione di Giorgio Esposito, Marica Gitti per Terquai, mani out. sì, non riesce Dodaro a dare la giusta inclinazione alle mani, la palla esce sulla destra di Terquai, che è contenta di questa cosa, va al servizio. Buona. Arriva lei sì Terquai, Legge malissimo Napolitano che sì, lascia sfilare questa palla che era sì, nettamente in campo. è sua la responsabilità.
Forte. È bello questo attacco Bella di Dodaro. Sì. Prova a difendere Camilla Gitti ma non ci riesce perché è abbastanza forte. Riesce ad impattare Dodaro questa palla che manda a servizio la vecchia, la palleggiatrice. Quindi la vecchia al servizio da terra. Esposito regala uno Murata però slash che dalla. non viene, ecco ancora la vecchia per Sorrenti, difende in qualche modo e Scaccino che riesce a rimettere la palla dall'altra parte, ancora la vecchia, ancora per Sorrenti, una Palla palla al pallonetto spinta. spinto, sì, Camilla Gitti alza per Esposito, Murata. muro buono, Scaccino comunque riprende, ancora Marica Gitti, ancora Esposito. No, beh, ottimo questa difesa, bravissima Napolitana e Dodaro che rimette dall'altra parte. Camilla Gitti, Ricostruzione. ancora Marica Gitti. È out, peccato. Questa volta Scaccino purtroppo scappa via questa palla a Scaccino. Ma direi farei un plauso alle due squadre per questo, per uno scambio divertente da vedere per noi e per gli spettatori da casa o comunque tutti quelli che ci stanno seguendo, che saranno tantissimi perché sono due squadre che hanno molto seguito. La vecchia ancora al servizio. Camilla Gitti in ricezione, Marica Gitti prova il secondo, bene Dodaro, la vecchia per Sorrenti, Sorrenti sfodera il sinistro e Terquai non riesce a tenere questa palla, la sua difesa va a rete, niente può fare Marica Gitti. Bello comunque, bella questa azione della Todo, va sottolineata. Ancora al servizio la palleggiatrice della Todo. Ricezione di Esposito, Giorgia Marica per Scaccino, pallonetto, in qualche modo riesce a rimettere il centro, è il centro della session che non passa. Forse questa palla era un po' bassina, la centralona, come nel volley viene chiamata spesso la centrale alta, non riesce a impattare alla giusta altezza. Il punteggio è di 22-17 per la Sensation, serve Todo in questo momento, che ha fatto un piccolo recupero sul punteggio. Esposito, Marica Gitti, Esposito viene murato, bel muro, bellissimo muro, credo sia stata la gamba con la collaborazione di Sorrenti. Chiede time out mister Albanese. Sì. Era nell'aria questo. Sì. Ho fatto anch'io il sì, queste cose poi alla fine in questo frangente credo che gli allenatori debbano più mettere tranquillità che non dare delle dritte alla squadra, anche perché se tu guardi il punteggio in questo momento 22-18 nel volley non ti dice ancora niente, la distanza è di 4 punti. Però hanno fatto una serie, sì, sono 4 punti consecutivi, un piccolo filotto buono per la Todo. Con la vecchia, la ricezione di Camilla Gitti, alza per Marica Gitti, pallonetto di Esposito, Dodaro per l'altra Dodaro. Cioè invasione a rete. Sì, un'invasione. E si fa sotto. Viene segnalata a Scaccino come l'autrice dell'infrazione. Lei non è dello stesso avviso dell'arbitro, ma questo ci dice il punteggio in questo momento. La vecchia, Camilla Gitti, Marica Gitti per Terquai. Oh, buona! Terquai non si fa pregare, lascia andare il suo destro, un'autentica sberla alla palla, efficace.
se volessi darti in questo momento qualche numero al volo, posso dirti che la più efficace è sicuramente Terquai per la Sensation in questo primo set, e Sorrenti per quanto riguarda la Toto dall'altra parte. Questi sono i numeri che abbiamo. Esposito è out. servizio è out, 23-20, provato a cercare la profondità. Dodoro, Vanessa al servizio. Su Gitti. Per l'altra Gitti che non riesce a chiudere, la vecchia per Sorrenti. Aia. Attenzione perché c'è un infortunio. Non so se possiamo rivedere quello che è successo dalla regia, ma non, purtroppo dalla nostra posizione siamo coperti proprio dall'arbitro. Qualcosa di non buono a giudicare da quello che sto vedendo, anche perché il dottore è entrato in campo. Ginocchio, E forse sì. mi auguro proprio che non sia niente di serio. Non avendo visto, non posso che immaginare che o Sì. atterrando sia atterrato sul Sì, perché abbiamo seguito la palla sì, e non... questo non lo so, sì. Comunque siamo coperti un attimino dalla posizione dell'arbitro, quindi per noi è difficoltoso vedere qualche manovra da parte. Credo che Camilla non ce la faccia. Ma più che ginocchio mi sa caviglia, perché da dove l'hanno presa dal ginocchio. Ora vedremo su chi cadrà la scelta della sostituzione. Preoccupate anche le compagnie di squadra. Tecnicamente in questo momento è stato chiamato tempo per nel frattempo recuperare qualche istante per poter vedere se possa bastare una fasciatura o se. Ma Sì, ginocchio. grosso guaio per la Sensation. Sì, l'espressione di Giuliano ci fa capire che non c'è nulla di buono da presagire. Aveva fatto finora una partita quasi Sì. impeccabile Camilla Gitti, ci dispiace. Dispiace in generale per tutti gli atleti che hanno infortuni, perché sappiamo quanta passione comunque mettono negli allenamenti e in ogni partita. Stiamo cercando ancora di capire chi. L'arbitro intanto ha invitato la formazione a rientrare in campo. Un lunghissimo time out concede l'arbitro, ma francamente per quello che si è visto fino a questo momento non credo che Camilla possa rientrare, perlomeno questa No. è la mia impressione dalla tipologia di infortunio e soprattutto dall'espressione sofferente che aveva. Dalla sofferenza vediamo, sì. I ragazzi rientrano in campo, avviene la sostituzione, vediamo un attimo, è Fiona Longo a prendere il posto di Camilla Gitti, la numero 1. Numero 1. Sì, Longo. Esce
Amante chiude il cambio con C'è il Martina libero? Salvatore. Sì, rientra lì, credo che riprenderà. Sappiamo a che punto. Allora, nel frattempo Ok, rientra intanto esce, Martina Salvatore in rientra campo Martina e poi il e il libero cambio del prende il libero, posto, ok. sì. Infatti. Ok, il secondo arbitro dice che si può riprendere il gioco. Dodaro Vanessa al Sì, servizio sì, sì, sì. per la Todo Sport. Terquai, Subito la nuova entrata, sì, Fiona che attacca, Fiona Longo. Sorrenti, tocca su. purtroppo non riesce. C'è qualcosa però di cui si sta lamentando la Sensation. Credo un'invasione da parte della Sorrenti, però il secondo arbitro non ha ravvisato nulla. (23-21). Difesa di Giorgia Esposito, la parla per Longo. Ecco. Allora l'attacco di Longo non sono riusciti comunque Attacco a di difendere. rapina Sì, e della poi centralona. ha avuto un'ottima palla il nostro centralone, così l'abbiamo ribattezzato, ormai Cioè ormai continueremo a centralona. chiamarla così. Lei sono sicuro che non si offenderà per questo, anzi. Ed entra a sostituirla proprio la veterana Cilione, Che che conosciamo. conosciamo, una vecchia conoscenza del Sensation. Lei è comunque una Cioè, specialista del io l'ho servizio. vista stasera, tu la conosci da Sì, io la lungo conosco da più tempo. quanto tempo? Abbastanza, considerando che a casa stasera potrei avere problemi se sbaglio un commento su quello che fa. Bravissima allora, dobbiamo dire. Sì, perfetta. Aia. È quello che avremmo sperato. Ma la palla esce di poco. La vecchia al servizio, palleggiatrice al servizio per la Todo. No, non è la vecchia. La 15 era. Sì. Finisce. Nel frattempo un secondo tocco di Marica Gitti ha permesso la vittoria di questo primo set. Non ce l'ho la 15. No, perché credo che è una subentrata. Ora vedremo poi di chi si tratta. Avremo tutto il tempo di capire. Beh, a questo punto il secondo set è tutta un'altra storia, perché Sì, la ora formazione della Sensation cambia e bisognerà vedere se riuscirà ad approfittarne la Todo. ci sarà in Certo, è diciamo una forma di vantaggio concessa questa, perché comunque è un martello ricevitore importante, Camilla Gitti. se il Longo sarà all'altezza della compagna. È una Longa, è una giocatrice molto giovane, è cresciuta nella Sensation, sempre giocato nella Sensation, viene proprio dal vivaio della polisportiva e probabilmente il mister potrebbe riconfermarla oppure utilizzare un cambio di formazione e mettere la veterana Giglione in campo. Potrebbe anche sfruttare questa cosa, perché poi alla fine L'esperienza. sì, l'esperienza di Giglione, però si tratterebbe di spostare comunque qualcuno a posto 4, perché Giglione è un centrale, quindi eventualmente generalmente si tende a metterli al posto degli opposti e far ricevere l'opposto del quale potrebbe fare. Ora comunque lo interpreteremo al volo quello che ha in testa mister Alvanese in questo momento. La mia interpretazione è data sull'esperienza nel volley, è tutto da vedere naturalmente. Una cosa è sicura, Mentre da la quello che Gitti stiamo viene vedendo, accompagnata ora fuori campo. ahimè,
le tue con parole. il ghiaccio Sì, sul ginocchio. sì, sì. Sono due i dottori che la stanno accompagnando, quindi la preoccupazione per noi è ancora più seria. Non ce la fa. No, No, non viene accompagnata. No? Pensavo la portassero fuori, invece beh, io si è credo che sistemata. sì, credo che si tratti di una distorsione perché non posso pensare ad altro. Dopodiché bisognerà vedere anche l'entità delle distorsioni. Sta mimando Sì, il il tipo di movimento con movimento che ha l'altro fatto. ginocchio, sì. Stava dicendo al medico, l'ho visto che Sì. muoveva il ginocchio destro per far vedere la... C'è stato no. Come? Beh, speriamo che sia distorsione e che non siano interessati i legamenti per qualcos'altro. Che diciamo, gli infortuni più temuti nel volley c'è sicuramente quello della rottura dei legamenti delle ginocchia. Un po' come nel calcio, anche se sono spesso non le caviglie a subire gli Sì. traumi più importanti. Avrei voluto commentare dell'altro in questo frangente e non in infortunio, ma ahimè ci ritroviamo a riniziare la partita con l'infelice espressione sul volto di Camilla Gitti. Ok, siamo alla ripresa del gioco. E... No, sarà Alessia Manti a prendere il posto di Camilla Gitti perché la vedo già al numero Che era 17. già entrata. Sì, la numero 17, Alessia Mante, quella che la ragazza che aveva fatto quel bel pilotto di servizi Sì. nel primo set, Che sarà, riceve, sì, che riceve che anche riceve bene. bene. Prende il posto di Camilla Gitti. E in attacco? No, è sempre lei, sarà lei a ricoprire tutti e Sì, dico, due, sì, della rotazione sappiamo, mi ha tranquilla. detto che in La sostituirà in ricezione, tutto e per tutto, sì. quindi a tutto campo. Sì, a tutto campo, sarà lei a sostituirla. Quindi servizio per la Todo, credo si tratti di Dodaro. Sì, numero 8. E vediamo un attimino. Si riparte allora in questo secondo set, il primo set si è aggiudicato la Sensation. Volto disteso di Camilla Gitti che vediamo in panchina. Dodaro Amante, Terquai per Esposito. Oh, brava! Allora qui quando succedono Difficile questa palla. nel volley bisogna veramente inginocchiarsi quando un posto 4 mette una palla del genere a terra perché già Da dietro. sì, eravamo in recupero, quindi bravissima lei a crederci. È molto disattenta invece la Toto, la difesa della Toto in questo frangente perché avrebbe dovuto chiudere a muro. Non si aspettavano No, non se una l'aspettava, soluzione. no. Tanto la centralona al Scaccino, servizio. sì, Scaccino napolitano, la vecchia per Sorrenti. Di pugno la Prova a difendere Sorrenti, Amante, chiude. non ci riesce. La gamba al servizio, se quello è un 3. È un numero 3 sulla maglietta, sì. Centrare la gamba al servizio. Delia, Su Delia. Marica Gitti. Ci riprova, però non c'è tocco ed è out. È fuori, è lungo questo attacco di Giorgia Esposito. Ancora Dodaro in battuta. Alla 3 la gamba io c'ho. Amante non bene.
Martina Salvatore in qualche modo per Lorenti. Camilla Gitti non tiene. Erroneamente Marica Gitti toglie la palla dalla ricezione del braccio diamante e quindi Sorrenti al servizio per quanto riguarda la Toto in questo momento. Abbiamo detto Sorrenti, Delia, Marica Gitti, Amante. Molto brava qui Terquai, si improvvisa mancina in questo frangente, comunque mette la palla a terra. Credo che poco importa l'attaccante, certo, quando la palla arriva a terra, che cosa, anche di testa va bene. Ma trova il varco nel muro proprio usando il sinistro. Brava, bravissima in questo caso. Esposito al servizio per quanto riguarda invece in questo momento la Sensation. Questa volta un ace, sì. Credo che sia la seconda ricezione sporca della partita di Totaro, che finora tutto sommato credo che non si possa lamentare delle sue percentuali di ricezione. Questa volta però è arrivato l'ace, diciamo brava a Giorgio Esposito, non ce l'ha fatta Napolitano poi a tornare in campo. Di nuovo sul Napolitano, questa volta riceve bene, riceve per la vecchia e si propone Napolitano, prova tocco del muro sul muro, si Delia per Amante, viene sporcato dal muro. Dodaro, grande della muro. centralona, era lei, sì, no, questa volta è quella più bassina, la Torcai, la nostra Martina Salvatore. Martina è stata, è riuscita, sì. È difficile dalla nostra postazione a volte cercare di capire, perché essendo proprio nella direzione della rete e lì spesso siamo coperti. Sempre Esposito al servizio, ricezione corta ma anche la battuta non va, resta in vantaggio comunque la Sensation, e si prepara Napolitano. Esposito non tiene, Delia alza per Terquai, viene murata, Martina Salvatore per Amante che appoggia e Dodaro prova a chiudere, non chiude, difende Terquai, Terquai non si fa attendere, tutto quello che passa sulla rete lei lo colpisce e la mette quando è in posizione di tiro. Oggi è così, si butta giù, oggi è così, tutto giù. Martina Salvatore va in battuta, Dodaro per la vecchia che è in un braccio e quindi è Napolitano che rimette, Marica Gitti, Amante prova il pallonetto che va a bersaglio. Di testa questo, in questo caso c'è la testa. Sì, in questo caso sì. E non come parte del corpo da utilizzare per colpire la palla, diciamo che qui è veramente un colpo intelligente. Colpo di neurone, e diciamo. noi facciamo i complimenti a lei perché ha avuto questa pensata geniale in questo frangente. Non so se si è rivisto, la regia forse l'ha fatto rivedere, io non lo so. Non l'ha fatto rivedere. Sbagliate il servizio di Martina Salvatore. Quindi rientra in campo Elisa Delia, il libero, e invece credo che sia Mania al servizio. Vediamo se restituisce il favore. È in invece. No, questo è un ace di buonissima fattura, la palla si cade a terra quasi all'incrocio delle linee. A posto 5,
Io quando vedo questi servizi di solito mi alzo e batto le mani perché è veramente da applauso. Bravissima, bravissima Mania. Vediamo se ci riprova. Si ferma sulla No, rete questa questa volta volta. era tutt'altro tipo di servizio. Credo volesse cercasse il centro del campo. Sì, libero. Sì, non è andata così ed è Terquai che va al servizio. Bella. Sì, è un salto spin. Oh, La nostra centralona questa volta stavolta ci ha tradito. non ci ha creduto. Bello comunque il servizio salto spin di Terquai, peccato. La vecchia al servizio. Sì. Amante, bene per Marica Gitti. Marica Gitti. Amante che riprova a sorprendere l'avversario. La centralona questa volta Insomma, ce la fa. E qui ha sfruttato veramente le lunghe leve perché sì, è questa stato un palla, batti e sì, ribatti. esatto, Sembrava poi più ping pong. hai notato che è schizzata la palla, l'ultima palla, quindi lei era molto avvantaggiata rispetto alle Sì. altre. Tanto time out. Sì, Mister Torchia. Time out Torchia, TT. Sì. Beh, fino a questo momento credo che In sì, questo facciamo i momento complimenti alla giovane Amante che sta comunque sostituendo bene Camilla Gitti. Va sempre comunque E ora riconosciuto il merito è dell'avversario. al servizio in questo momento l'Amante. +1 per la Toto. La palla è fuori, ma l'avevamo vista anche noi. Sì. Dodaro al servizio. Bravissima Camilla Gitti a contendere questa palla a muro alla gamba e a difendere questo pallonetto. Troppa